Sì, l'attività di investigazione posta in essere dagli uomini della squadra mobile ha portato all'arresto per ordine della magistratura di una giovane donna che aveva organizzato una fitta rete di spaccio servendosi di alcuni sodali e con particolare capacità criminale era riuscita a intessere una fitta trama di clienti, ponendo in essere un giro d'affari assolutamente importante. La scaltrezza di questa giovane donna consisteva proprio nel utilizzare terze persone per detenere la sostanza stupefacente del tipo eroina, affinché in caso di controlli da parte delle forze di polizia lei potesse risultare estranea ai fatti. E anche nell'approvvigionamento appunto si faceva accompagnare da tossicodipendenti in modo tale da non destare sospetto. Sì, la tecnica utilizzata anche in questo caso faceva riferimento a dei giovani tossicodipendenti che con la propria macchina la accompagnavano sul luogo dell'approvvigionamento in cambio di una dose gratuita. Finora sono emerse circa un centinaio di persone che erano persone di età prevalentemente giovanile, le quali facevano riferimento alla donna per poter a sua volta acquistare lo stupefacente.